Un applauso alla banda Gioacchino Rossini di Castino di Strada col suo maestro Fulvio Rose. Ed eccoci alla inaugurazione della seconda meridiana. Abbiamo qua gli autori che adesso vi presenteremo, Amalia e Silva Mattea, che hanno naturalmente come impegno e mantengono ben vivo la piazza del nostro bel Aiello. E allora vediamo di conoscere questi autori della meridiana numero 2. Alessandra Rossi vive con la sua famiglia a Perth, sulla costa occidentale dell'Australia. Le sue origini sono veneziane ed aiellesi. La mamma è nata e abita in questa casa. L'opera gnomonica è raffigurata sul pannello prefabbricato, 4 pannelli prefabbricati con incollate tante formelle in creta che evidenziano aspetti di vita della famiglia Malacrea. Ammiriamo sul primo pannello di sinistra la giustizia, rappresentata dalla donna con la bilancia, la ruota del tempo e del karma e gli ingranaggi del vivere, un tic-tac come rotelle di un orologio karmico, ma anche il commercio e la vendita di sali e tabacchi. Nei 2 pannelli che affiancano la meridiana sono stati riprodotti i giovani familiari della proprietaria, la signora Mali, a ricordare che la vita continua con le nuove generazioni. 9 nipoti, 4 italiani e 5 australiani, biondi e mori, intrecciati in un simbolico segno dell'infinito in un paesaggio di pace. E per finire abbiamo l'ultimo pannello di destra, dove ammiriamo la donna che tiene in grembo l'uovo cosmico, a simboleggiare l'anelito alla conoscenza dalle antiche tradizioni alla moderna scienza, l'anelito alla conoscenza delle antiche tradizioni. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca agli autori Alessandra Rossi, Sergio, Andrea e Aldo Micco e Silvano Vidoni, che hanno realizzato l'opera gnomonica. Allora consegniamo una targa di riconoscenza alla mamma, la ritira lei da parte del vicepresidente della provincia di Udine, Franco Mattiussi, a nome della figlia che si trova a Perth in Australia. E il sindaco di Aiello invece consegna a Aldo Micco, che è il figlio del papà Sergio, no? E poi abbiamo anche l'altro degli autori, ecco qua Silvano Vidoni, appunto la targa di riconoscenza. Noi fa molto onore che il Treno delle Memorie di San Mardente di Parcento abbia portato il suo contributo anche qui nel nostro... È davvero un privilegio, ho scoperto questa iniziativa proprio oggi, sapevo del vostro grande privilegio di essere qua ad Aiello per la città della Meridiana, voi siete conosciuti ormai in tutto il mondo per questa vostra caratteristica e per la nostra provincia è senz'altro un vanto ed un orgoglio. L'attività del Circolo Navarca, saluto il dottor Pantanali che ogni tanto ci incontriamo per ragionare su quelle che possono essere le prospettive e il sostegno che la provincia può dare. Lo facevamo più volentieri in passato quando c'era anche il mio amico Ennio De Corte qua che vedo di fronte. Adesso purtroppo, come voi sapete, la provincia è oggetto di una revisione che la porterà alla chiusura, quindi io mi preoccupo che questo fatto possa incidere su quello che è il proseguo di queste iniziative che sono fatte su base volontaristica e che quindi trovano sostegno anche nelle poche migliaia di euro che la provincia poteva mettere a disposizione. Però immagino che la vostra capacità di stare assieme, come vedo ci sono tante persone che
partecipano a questa manifestazione, e poi c'è un grande spirito di squadra perché ne realizzate, oggi inauguriamo quattro meridiane, quindi vuol dire che dietro c'è un lavoro. Vedo questa per esempio, che è bellissima, complimenti a voi, complimenti alla figlia della signora per averla realizzata, è frutto senz'altro di un lavoro molto lungo, molto attento, di uno studio, di una anche creatività che non è usuale, quindi bravi, siete veramente una comunità che è orgoglio della nostra provincia, e qua saluto il sindaco Testa e gli faccio un grande in bocca al lupo per la prossima scadenza. E cosa dirvi? Continuate con questa attività che senz'altro vi darà merito, ma soprattutto sarete considerati l'orgoglio della provincia di Udine, anche dopo che la provincia non ci sarà più. Quindi per quest'anno ci ragioneremo e cercheremo di trovare un qualcosa, perché appena dall'altra parte il dottor Tanari ha detto subito alla provincia che ci dà la mano. Io spero di potervela dare anche quest'anno. Il Presidente Fontanini, che proprio sui saluti, dice dobbiamo stare attenti, lui è molto attento a questa parte del territorio, e quindi io penso che anche quest'anno cercheremo di fare qualcosa. Non vi dico quanto, non posso dirlo, non sarebbe neanche corretto e non sarebbe serio, ma senz'altro vi daremo una mano, perché questi lavori hanno merito, sono meritevoli di essere sostenuti. Grazie per il vostro lavoro.